Lodiamo il nostro Signore. Alleluia, sì Signore, abbiamo visto la grandezza del tuo amore e siamo qui per lodarti, Padre. Ecco, Dio è la mia salvezza. Io avrò fiducia e non avrò paura, perché l'Eterno, sì, l'Eterno è la mia forza e il mio cantico, ed è stata la mia salvezza. Voi attingerete con gioia l'acqua della fonte della salvezza, e in quel giorno direte: celebrate l'Eterno, invocate il suo nome,
fate conoscere le sue opere tra i popoli, proclamate che il suo nome è eccelso, cantate lodi all'Eterno perché ha fatto cose grandiose, questo sia noto in tutta la terra. Grida ed esulta di gioia, abitatrice di Sion, perché grande è in mezzo a te il Santo di Israele. Alleluia, sì Signore, la tua presenza è in questo luogo, Padre. E noi vogliamo lodarti, vogliamo ringraziarti, Padre, attraverso Signore questa lode, Padre. A te la gloria, Signore, a te la gloria, Gesù, alleluia. te, Signore, tutta la lode e la gloria, Padre. Come la cerva hai nella riva delle acque, così l'anima mia nella te, o Dio. L'anima mia è assetata del Dio del Dio vivente. Quando verrò, comparirò davanti a Dio. Signore, ancora in questo momento veniamo alla tua presenza e vogliamo aprire i nostri cuori a te, Signore. Padre d'amore, nella tua parola scritto che tu cerchi veri adoratori, che ti sappiano adorare in spirito e in verità. Apriamo i nostri cuori alla tua presenza, Signore. Spirito Santo, toccaci questa sera. Parla, Signore, ai nostri cuori, perché abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno del tuo consiglio, Signore, ancora questa sera.
abbiamo bisogno della tua santa e meravigliosa parola, Signore. I nostri cuori sono assetati di te, Signore. Oh, Re di gloria, scendi con la tua presenza nel nostro mezzo. Passeggia, Signore, in mezzo a noi e manifesta la tua gloria, Signore. Alleluia. Adoriamo il Signore insieme. Adoralo. Adora colui che è santo, alleluia. Vorrei capirci un po' di più dei tuoi disegni, di quel che sei. E spesso non ci riesco, sai, io mi smarrisco nei miei guai, mi perdo dietro a cose che non hanno vita ancora. Vorrei conoscerti di più, ma poi mi lascio andare giù, quando è la vita che mi fa correre dove non ti va. Guardi perché vorrei da te vivere non è facile, ma è bello, sai, sapere che ci sei tu, Gesù per me, ed io ti cerco con tutto ciò che sono, Gesù ti cerco, con essere più vivo, mi abbandono, è il viaggio più fantastico di un uomo, ed io ti cerco con tutto ciò che sono, Gesù ti cerco, con essere più vivo, mi abbandono, se sono con te non conta più chi sono. Vorrei conoscerti di più, vorrei salire un po' più su, fino a dimenticare me e respirare solo te. Ti prego, Signore, non lasciarmi mai, stringimi forte, tu lo sai. Sono sincero, ti amo sul serio, perché sei Dio, perché sei Dio, ed io ti cerco con tutto ciò che sono, Gesù ti cerco, con essere più vivo, mi abbandono, il viaggio più fantastico di un uomo, ed io ti cerco con tutto ciò che sono, Gesù ti cerco, con essere più vivo, mi abbandono, se sono con te non conta più chi sono. Vogliamo conoscerti di più, Signore. Signore, ti cerchiamo al mattino, Padre. Ti cerchiamo alla sera, Signore. Ti cerchiamo, Signore. Abbiamo bisogno di te, Signore. Scendi nel nostro mezzo, Spirito Santo, alleluia.
Oh, Re di gloria, maestà, ancora questa sera, Signore, io voglio mettere davanti al tuo trono queste richieste di preghiera, Signore, sapendo, Signore, che il tuo braccio non è accorciato, Signore, sapendo che tu sei colui che è, che era, che andrà a venire, sei colui che guarirà, che ancora oggi guarisce, perché in te, Signore, c'è potenza e gloria, Signore. Voglio pregarti per Gabriele e Naomi, Signore, per guarigione completa, Padre, nel nome di Gesù Cristo, Signore. Stendi la tua mano, Signore, ed opera, Padre, nel nome di Gesù, alleluia. Ancora voglio pregarti, Signore, per Nina, Signore. Vi prego, Padre, stendi la tua mano, Signore, che ogni infermità secchi ora nel nome di Gesù. Io proclamo e dichiaro guarigione, Padre, nel nome potente di Gesù Cristo, Signore. Ancora voglio pregarti, Signore, per Giuliano, ancora per Nina, Signore. Stendi la tua mano, Signore, affinché la tua guarigione, Padre, li raggiunga, Signore. Ancora per questa donna, Signore, che ha perso il suo bambino, Signore. Oh, vedi quella messa, tu sei colui che può, Signore, sanare ogni ferita del cuore, Signore. Possa tu intervenire con il tuo amore, Padre. E ancora il fratello Camillo davanti a te, Signore. Ancora Bello, Andrea, Padre, stendi la tua mano, Signore, affinché, Signore, ogni infermità, Padre, sia seccata nel nome di Gesù Cristo. Signore, Dio c'è guarigione, Signore, Dio c'è salvezza, Padre. E noi ci crediamo, Signore, e la proclamiamo, e la dichiariamo, e la riceviamo nel nome di Gesù, alleluia. E per questo, Signore, vogliamo ancora adorarti, Signore. Vogliamo ancora spandere i nostri cuori davanti a te, vogliamo ancora, Signore, elevare la nostra voce, Signore, davanti al trono della grazia, Signore. Sapendo, Padre, che tu ascolti, Signore, il tuo popolo e i tuoi figli, Signore. Ti adoriamo, Signore. Adoriamo te, Gesù, alleluia. Tu sei il nostro Re, il nostro Signore, alleluia. Adoriamo, alleluia. Adoralo, adoralo, adoralo. Adoralo, alleluia. Oh, Jesus name, alleluia. Oh,
Alleluia. Il Signore ti dice che questo deserto, questa terra arida che ti è stata dichiarata, che ti è stata proclamata, fiorirà, diventerà una terra fertile, dice il Signore. Poi l'intera assemblea dei figli di Israele si radunò a Shilo e là eressero la tenda di convegno, il paese era loro sottomesso. Ma rimanevano tra i figli di Israele 7 tribù che non avevano ancora ricevuto la loro eredità. Così Giosuè disse ai figli di Israele: fino a quando trascurrete di andare a prendere possesso del paese che l'Eterno, il Dio dei vostri padri, vi ha dato? Fratello mio, secondo me Dio ti ha preparato qualcosa di meraviglioso. Questa sera il Signore dice di afferrare questa promessa. Solo se tu lavori, Egli si manifesterà. Adoralo. Vogliamo ancora avere un momento di adorazione alla sua presenza. Adoralo. Perché il deserto, dice il Signore, diventerà terreno fertile. È ciò che dice il Signore in verità. Adoralo. Adoriamo. Adoro, Signore. Alleluia. Non riesco più a vedere la via davanti a me, è oscura e piena di dolore. Oh sì.
tuo cammino c'è buio, allora voglio darti un consiglio, attaccati alla parola di Dio. È scritto che la tua parola è una lampada al mio piede ed una luce sul mio sentiero. Padre d'amore, vogliamo ringraziarti ancora in questo momento, Signore. E ancora, Padre, voglio mettere davanti al tuo trono gli ospedali, le case famiglie, gli orfanotrofi, Signore. Oh Padre d'amore, in quei luoghi dove c'è tristezza, desolazione, afflizione, Padre, stendi la tua mano, Signore. E possa tu usare i tuoi strumenti, i tuoi canali, affinché la tua parola, Signore, possa essere predicata ancora in quei luoghi, Signore. E ancora in questa sera, Padre, ho detto, Signore, il proseguo, il bambo della tua mano santa. Ungi le labbra del tuo servo, Signore, ed ungi il nostro cuore affinché la tua parola, Padre, possa penetrare in profondità, Signore, mettere radici, Padre. Ti ringrazio, Signore, mi metto il proseguo nel bambo della tua mano santa e voglio darti tutta la lode e la gloria, che in Cristo Gesù, il benedetto ed eterno. Amen. Alleluia. Al Signore va tutta la gloria. Amen. Alleluia. Fare un annuncio: per sabato avremo la prima riunione al centro Sichem, ore 17:30. Chi può venire, venga. Amen. Alleluia. Alleluia. Se vogliamo anche prendere l'offerta, ci prepariamo per il film. Alleluia. Gloria a me sta ancora in questo momento. Vogliamo ringraziarti, oh Padre, con questo gesto, Signore. Oh Padre d'amore, Signore, questa offerta, Padre, la vogliamo dare a te con tutto il nostro cuore, Padre. La vogliamo dare per l'avanzamento del tuo regno, Signore. Padre, possa tu continuare a benedire le nostre vite, le nostre case, le nostre famiglie, Signore. Prenditi cura, Padre, ancora di chi ne ha bisogno, Signore. E a te vogliamo dare tutta la gloria e la gloria. In Cristo Gesù, il benedetto ed eterno. Amen. Nessuno è come te, Signore, gloria, sei meraviglioso, Signore. Amen. Vogliamo anche passare alla parola di Dio, vogliamo chiamare il nostro servo Francesco. Signore, parla al nostro cuore. Pace a tutti. Sempre una gioia, fratelli cari, di trovarci nella casa di Dio, anche se stanchi fisicamente parlando. Ma io questa sera vi voglio parlare del riposo. Non quello fisico, ma del riposo che il Signore vuole dare a tutti noi. Amen. Vogliamo passare subito alla parola, leggeremo alcuni versetti del Vangelo di Matteo, capitolo 11.
leggeremo dal versetto 25 fino al 30. Matteo capitolo 11, dal versetto 25 fino al versetto 30. Se abbiamo preso, fratelli cari, vogliamo anche pregare insieme, levare in alto questa parola meravigliosa che è la spada dello Spirito. Caro Padre, veramente con gioia, Signore, con grande cuore allargato veramente apprestiamo la Tua meravigliosa parola per meditarla, Signore, per condividerla insieme, Signore. Ti ringraziamo, Signore, per come Tu in questa sera ancora vuoi parlare attraverso di essa, e ti prego in questa sera, Padre, ancora che sia il Tuo Spirito presente per guidare me, per guidare i miei fratelli, affinché questa parola, Signore, possa ancora scendere nelle profondità del nostro cuore, Signore, e portare frutto in alto per la Tua gloria. Ti ringrazio per il privilegio, per la grazia, l'opportunità che Tu mi doni. Ti ringrazio per ogni cosa, ogni ringraziamento e supplica. Signore, la diamo a Te nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Leggiamo insieme, fratelli cari, dal versetto 25 dice così: in quel tempo Gesù prese a dire: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai saggi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Sì, o Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio avrà voluto rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete travagliati e stanchi, io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo, imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime, perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero. Amen. Fin qui la parola di Dio. Voglio partire sempre un po' da lontano, ai primordi, diciamo, della creazione, ma ai primordi della chiamata di Dio con il suo popolo. Perché sapete, nell'antica alleanza il sabato era stato istituito come un giorno consacrato al Signore. Chi conosce un po' Genesi dice che il Signore ha creato, in 6 giorni ha creato ogni cosa, e poi nel 7° giorno dice la parola che egli si riposò da tutta l'opera sua, nel senso di riposarsi e nel senso di non continuare a creare, perché aveva creato tutto. Ma quel 7° giorno indicava, fratelli cari, la sospensione da ogni tipo di lavoro, da ogni cosa che bisognava fare durante la giornata, per dare in quel giorno, nel 7° giorno, gloria al Signore, lodare il Signore, avere comunione con il Signore, perché Dio in quel tempo aveva fatto ogni cosa buona, e poi attraverso il 7° giorno il Signore voleva che si poteva avere comunione con la sua creatura. E quindi in questo 7° giorno diciamo non bisognava fare nulla. Vi ricordate, nel Nuovo Testamento il Signore tante volte ha operato delle guarigioni, ha fatto delle cose meravigliose proprio il giorno di sabato, e i farisei, gli scribi o altre classi sociali o religiose di quel tempo gli davano addosso, proprio perché anche fare un miracolo per loro era un lavoro. E quindi, fratelli cari, per loro anche fare del bene delle persone, guarirle, liberarle forse dai demoni, per loro era un lavoro. Pensate un po' all'ipocrisia che si viveva in quel tempo, ma il Signore aveva istituito questo 7° giorno proprio per far sì che questa creatura potesse incontrare il suo Signore, il suo Creatore, ed avere comunione. Un po' come noi questa sera siamo qui, anche se il tempo è limitato, ma siamo qui perché noi amiamo stare alla presenza di Dio, amiamo lodare il Signore, amiamo adorare il Signore, ma soprattutto sappiamo che alla sua meravigliosa presenza noi riceveremo quello di cui abbiamo bisogno. Non perché noi abbiamo sempre bisogno e andiamo ai piedi del Signore continuamente lamentandoci, ma perché noi gioiamo di stare alla presenza di Dio. Io gioisco. Stasera veramente, come sempre, poi la presenza di Dio era forte, tangibile, lo è ancora, e questo riempie il nostro cuore, riempie l'anima nostra, ci disseta, ci sfama, ci fa sentire forti, incoraggiati, perché io, come dicevo prima, sono venuto in questo luogo stanco, stanchissimo, fisicamente parlando. Quello poi il Signore provvederà, perché
se Dio vorrà, quando andremo a dormire, quindi ci riposeremo anche fisicamente dalle fatiche che noi affrontiamo ogni giorno. Ma tornando alla parola di Dio, questo settimo giorno che indicava proprio il riposo del popolo del Signore, ma un riposo diciamo dall'estensione dei lavori, ma per dedicarsi al Signore. E la prima volta che si parla proprio di questo sabato, di questo riposo, noi lo troviamo in Esodo capitolo 16, dal versetto 22 al 30. Io voglio leggere qualcosa insieme a voi. Esodo capitolo 16, dal versetto 22 al 30. Dice così questa parola: così il sesto giorno raccolsero una doppia porzione di pane, 2 omer per ciascuno, e tutti i capi dell'assemblea vennero a riferirlo a Mosè. Egli allora disse loro: questo è ciò che l'Eterno ha detto, domani è un giorno solenne di riposo, un sabato sacro all'Eterno. Fate cuocere oggi quel che dovete cuocere, fate bollire quel che dovete bollire, e tutto quel che vi avanza riponetelo e conservatelo fino a domani. Essi dunque lo riposero fino all'indomani, come Mosè aveva ordinato, e quello non mandò fetore e non produsse vermi. Mosè disse: mangiatelo oggi, perché oggi è il sabato sacro all'Eterno, oggi non ne troverete per i campi. Raccoglietene dunque 6 giorni, ma nel settimo giorno, il sabato, non ve ne sarà. Ora nel settimo giorno avvenne che alcuni del popolo uscirono per raccoglierne, ma non ne trovarono. Allora l'Eterno disse a Mosè: fino a quando rifiuterete di osservare i miei comandamenti e le mie leggi? Ricordate che l'Eterno vi ha dato il sabato, per questo nel sesto giorno egli vi dà del pane per 2 giorni, rimanga ognuno al suo posto, nessuno esca dalla sua tenda il settimo giorno. Così il popolo si riposò il settimo giorno. Vedete, in questa parola il Signore, durante, vi ricordate, il pellegrinaggio che faranno dall'uscita dall'Egitto fino ad entrare nella terra promessa, il Signore aveva provveduto continuamente. Vi ricordate, qua si parla di manna, e qua il Signore parla proprio del settimo giorno che bisognava riposarsi, cioè bisognava consacrarsi, dare gloria al Signore, dedicarsi al Signore. E quindi il Signore nel sesto giorno, perché il sabato in quell'epoca era il settimo giorno, ma nel sesto giorno il Signore provvedeva una doppia porzione per il suo popolo. Quindi il sabato si usciva, il sesto giorno si usciva e si raccoglieva la doppia porzione, perché il giorno dopo non bisognava uscire dalla tenda per raccogliere la manna, perché il Signore provvedeva, diciamo, una doppia porzione per questo giorno di riposo, perché bisognava, vedete il Signore come è buono, fratelli cari, quanto è buono il Signore, affinché il popolo si potesse dedicare al Signore, il Signore provvedeva il giorno prima il doppio della porzione. Ma come sempre il popolo del Signore è un popolo dal collo duro, non ascolta mai ciò che il Signore gli dice, perché anche avendolo raccolto, fratelli cari, la doppia porzione per il giorno dopo, dice la parola di Dio che abbiamo letto in questa sera, che molti comunque uscirono il settimo giorno dalla tenda per vedere di raccogliere la manna. E il Signore, come sempre, dice: ma quando imparerete ad ascoltare le mie leggi e quello che io vi ordino? Vedete com'è buono il Signore, fratelli cari. E dice la parola di Dio che questo riposo il Signore lo darà come comandamento, diciamo, a Mosè. Vi ricordate in Esodo 20, dove il quarto comandamento dice proprio questo, che bisognava riposarsi il settimo giorno per dare onore, gloria, ringraziamento, gratitudine al nostro Dio meraviglioso, che aveva provveduto tutta la settimana e che quindi il settimo giorno voleva avere comunione con il popolo, con noi come in questa sera, perché vi ricordate, anche noi veniamo da quella diciamo alleanza che il Signore aveva fatto. Il settimo giorno per noi è la domenica, ma il settimo giorno dovrebbe essere dedicato al Signore. Ma vi faccio una domanda a me, ma anche a voi: allora io devo aspettare il settimo giorno per onorare il Signore? Devo aspettare 6 giorni di lavoro, faccio tutto quello che concerne per me, la mia casa, la mia famiglia, le mie cose, e poi aspetto il settimo giorno per onorare Dio, mi fermo da tutte le attività? No, fratelli cari, così non sia. Dice la parola di Dio, fratelli cari, che questo giorno è un giorno santo, e dice la parola di Dio che, se vi ricordate, durante il patto che il Signore fece con Noè,
fece comparire, proprio per quel patto, fece comparire nel cielo un arcobaleno. Quello era il patto che il Signore aveva fatto con Noè, affinché quando vedesse piovere in modo molto forte, questo popolo non avesse paura che il Signore poteva distruggere nuovamente la terra, diciamo, attraverso la pioggia. Quindi quel segno nel cielo rappresentava il patto che Dio fece con Noè in quel tempo. Ma se in quel tempo è servito un arcobaleno per fare il patto con, diciamo, il suo popolo affinché la terra non viene più distrutta dalla pioggia, la circoncisione e il patto, fratelli cari, che il Signore fece con Abramo, mentre con tutto il popolo il Signore fece il patto attraverso il 7° giorno. Ma chi si ricorda un po' nell'Antico Testamento attraverso i profeti continuamente, diciamo, riprendevano questo popolo perché per loro era un sacrificio. È come se io in questa sera sono venuto nella casa di Dio, ma per me è un sacrificio. Sono venuto qui solo per far vedere ai miei fratelli e alle mie sorelle la mia presenza, ma forse da casa sono partito a malincuore. Cosa dico? Mamma mia, stasera c'è il culto, c'è la preghiera. Cioè, con quale cuore? No, io mi appresto a venire nella casa di Dio. Dio conosce il mio cuore. E Dio in quel tempo conosceva il cuore del popolo, che al posto di rallegrarsi, perché noi siamo rallegrati di essere qui, fratelli cari. Io mi rallegro dal mattino quando mi sveglio, mi rallegro, dico stasera gloria al Signore, a Casandrino, a Mondragone, un altro posto c'è la preghiera, c'è il servizio al Signore. Il mio giorno è un giorno meraviglioso, perché dico certo, devo affrontare le fatiche della giornata, però in questa sera io sono nella casa del mio Dio meraviglioso, ad adorare, a benedire il suo nome, a ricevere da Lui nuove forze, a riposarmi in Lui, e il mio cuore gioisce, giubila. Ma in quel tempo, fratelli cari, non era così, perché il popolo, fratelli cari, era sempre lamentoso. Diciamo, mamma mia, adesso è il 7° giorno, come si fa? Cioè, a posto di essere rallegrati e ringraziare Dio per tutto quello che faceva continuamente, questo popolo era sempre un popolo lamentoso, non voleva fare nulla, voleva solo ricevere da parte di Dio. E quindi i profeti continuamente venivano richiamati, cioè attraverso il Signore, venivano richiamati a rispettare quel giorno. Ma in quel giorno, fratelli cari, come dicevo prima, era un giorno che bisognava riposarsi, sì, ma è un giorno che bisognava avere comunione con Dio. Ma tante volte questo riposo, questa comunione veniva disattesa. Io non so quante volte viene disattesa questo nostro appuntamento con Dio. Forse facendo e mettendo delle altre priorità al fatto di essere presenti nella casa di Dio, perché c'è il mio cuore che giubila. Io non sono venuto qui con un cuore triste, facendo 40 km insieme a tanti altri miei fratelli per arrivare qui. Io li faccio con gioia nel cuore, perché so che sono in mezzo al popolo del Signore e loderemo il nostro Dio meraviglioso insieme. E non c'è cosa più bella, fratelli cari. Vi ricordate Davide un giorno quando disse in un salmo: io mi rallegro il cuore e gioisco quando mi hanno detto di andare nella casa dell'Eterno. Davide gioiva, noi gioiamo, fratelli cari, di essere qui, perché siamo nella casa di Dio, alla presenza di Dio. Allora, ritornando alla parola, molte volte questo popolo ma non è il fatto di essere ubbidiente, non sentiva proprio la gioia, la partecipazione di ringraziare questo Dio meraviglioso che provvedeva continuamente per loro. Io voglio portarvi a leggervi un versetto, fratelli cari, in Giovanni capitolo 5, versetto 17, perché c'è questo versetto capitolo 5, versetto 17, un solo versetto, dice così. Qua vi ricordate, c'è stata una guarigione di un paralitico alla piscina di Betesda, e certamente, come sempre, i giudei e gli altri hanno, giudicato il Signore perché aveva fatto questo giorno di sabato. E il Signore disse: ma Gesù rispose loro: il Padre mio opera fino ad ora, ed anche io opero. Ma cosa voleva significare il Signore? Aveva fatto un miracolo di sabato, ne aveva fatti tanti. Ma in quel contesto, fratelli cari, il Signore voleva dire qualcosa di molto più profondo e particolare. Perché?
Perché il Signore disse a queste folle: il Padre mio opera fino a questo momento e anch'io opero? Quello che vedo in un altro contesto lui dice: quello che io vedo fare il Padre lo faccio anche io. Quindi il Padre operava ancora, fratelli cari. Ma se noi andiamo nella Genesi, un po' come vi avevo letto prima, un po' diciamo quando il Signore aveva fatto ogni cosa, vi ricordate? Non voglio leggere per non essere molto lungo. Ma in quei giorni della creazione dice la parola di Dio che nel primo giorno il Signore Sabbarò fece tante cose, fino al secondo, fino al sesto giorno. Dice la parola, fu sera e fu mattina. Quindi quella creazione si fermava. Il Signore in quel giorno faceva una cosa, poi dice, lo stabilì come giorno, come era, come volete voi, ma dava un termine. Se noi andiamo a leggere in Genesi, fratelli cari, questo giorno che è il settimo, dice non è che finisce, fu sera e fu mattina. Dice che il Signore si è riposato. Ma quel giorno, fratelli cari, non è finito. Allora il Signore si richiamava proprio a questo passaggio particolare per dire che quel giorno che il Padre, anche se si stava riposando, aveva finito sì di creare, ma stava operando ancora. Quel giorno non era finito, fratelli cari. Difatti dice la parola di Dio che fu sera e poi fu mattina, e fu l'ennesimo giorno. Questo suggerisce che il settimo giorno non termina mai. Questo settimo giorno non termina mai, fratelli cari. Ecco perché il Signore nel giorno di sabato operava segni, miracoli e prodigi. Perché non era il settimo giorno il fatto di non poter fare miracoli. Qualcuno disse: ma ci sono tanti giorni per essere guariti e liberati. Tu vedi proprio nel giorno di sabato. E il Signore proprio in virtù di questo disse queste parole, fratelli cari. Quindi, fratelli cari, l'opera di Dio, l'operare di Dio verso la sua creatura, verso i suoi figli, verso coloro che Lui ha scelto come noi, non è finita, non si è fermata. Non è il fatto che Dio si sia fermato perché ha finito di creare come qualcuno pensa. Ci sono delle teorie assurde che dicono che il Signore ha fatto il mondo, ha fatto tutte le cose, poi gli ha dato una corda come un orologio e l'ha lasciato andare così. Sono delle teorie diaboliche, perché Dio ha fatto sì tutto, ma Dio continua ad essere il Signore della storia, continua a prendersi cura di questa umanità, di questo mondo. Difatti in Giovanni 3,16 dice che Dio ha tanto amato il mondo, quindi non è che gli ha dato una corda e l'ha lasciato andare lì. No, si prende cura di questo mondo, di questa umanità, ma soprattutto si prende cura dei suoi figli. E Dio non si è fermato ad operare, fratelli cari, non c'è un giorno stabilito. Noi non dobbiamo vivere la nostra fede relegata ai giorni di culto. Se non c'è un giorno di servizio, di preghiera, di culto, io mi distacco dal Signore e non ho comunione con Dio. No, fratelli cari. Il problema rimane proprio questo, che la mia vita non è come questo popolo che nemmeno il settimo giorno rispettava. La mia vita deve essere un continuo operanti verso il Signore, una continua comunione, senza staccare notte, giorno, lunedì, martedì, mercoledì. Deve essere un continuo, perché il Signore nel settimo giorno dice la parola che ha continuato. Certo si è riposato, ma il riposo di Dio significava di avere comunione con la sua creatura, con i suoi figli, con me, con te, con la sua Chiesa e con quanti l'avrebbero scelto. E quindi il Signore non è che si è fermato, fratelli cari. Ma, vedete, io voglio leggervi un concetto perché anche lì c'è qualcosa che bisogna capire. Voglio leggervi il capitolo 4 della lettera di Ebrei per chiudere un po' quello che il Signore ha messo nel mio cuore. Il fratello Lello prima nella presidenza ha letto qualcosa che è inerente a quello che io dirò. Perché lui parlava, leggendo alcuni versetti dell'Antico Testamento, il fatto che il Signore vi diceva di andare a prendere possesso della terra promessa. Vi ricordate? E molti, fratelli cari, quando Giosuè li mise in possesso della terra promessa e lui ha letto che alcune tribù dovevano ancora entrare e prendere possesso di quella terra, loro pensavano che il possesso della terra promessa era quel sospirato riposo. Dice, vabbè, adesso siamo nella terra promessa, ci riposiamo e stiamo a posto così. Leggiamo Ebrei 4.
Dal primo versetto dice così: perciò, poiché rimane ancora una promessa di entrare nel suo riposo, abbiamo timore perché qualcuno di voi non ne resti escluso. Infatti a noi, come pure a loro, è stata annunziata la buona novella, ma la parola della predicazione non giovò loro nulla, non essendo stata congiunta alla fede in coloro che l'avevano udita. Noi infatti che abbiamo creduto entriamo nel riposo come egli disse: così giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. E così disse, sebbene le sue opere fossero terminate fin dalla fondazione del mondo. In qualche luogo, infatti, a proposito del settimo giorno, egli disse così: e Dio si riposò nel settimo giorno da tutte le sue opere. E ancora in questo passo non entreranno nel mio riposo. Poiché dunque rimane per alcuni di entrarvi, mentre quelli a cui prima fu annunziata la buona novella non vi entrarono a motivo della loro incredulità, egli determina di nuovo un giorno, oggi, di nuovo un giorno, oggi, dicendo: dopo tanto tempo, come è stato detto prima per mezzo di Davide, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori, perché se Giosuè avesse dato loro riposo, Dio non avrebbe in seguito parlato di un altro giorno. Resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio. Chi infatti è entrato nel suo riposo si è riposato in piedi dalle proprie opere come Dio dalle sue. Diamoci da fare dunque per entrare in quel riposo affinché nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disubbidienza. La parola di Dio infatti è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a due tagli, e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midonne, ed è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore. E non vi è alcuna creatura nascosta davanti a lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. Dice il Signore, fratelli cari, che quel popolo, anche se è entrato in quella terra promessa, ma non ha trovato il riposo. Quel popolo pensava che il riposo venisse dal fatto di essere in possesso di una terra, anche se scorreva latte e miele. Ma il vero riposo che il popolo del Signore trova, fratelli cari, non è in una terra, non è in un conto bancario, non è in un amore, non è in una villa, non è in una macchina, non è questo. Quel popolo pensava, era un popolo incredulo, fratelli cari, perché aveva pensato che entrando in quella terra promessa stesse a posto così. Siamo entrati lì, stiamo riposando. Difatti il verso che ha letto il fratello Lello prima, pensavano proprio questo. Dice, ci stiamo riposando oramai, il più è fatto, si stavano riposando. E il Signore dice che il vero riposo non è questo, fratelli cari. E dice che per la loro incredulità non entrarono nel vero riposo di Dio. Ecco perché il Signore in questa sera dice: cerchiamo di entrarci noi nel riposo di Dio in questa sera. Dio ha stabilito ancora oggi un nuovo giorno affinché il suo popolo possa riposare, perché il vero riposo, fratelli cari, è in Cristo Gesù. Non è il riposo fisico come qualcuno pensa, o il riposo di un lavoro fatto. Il mio riposo lo trovo solo se piego il mio capo sul petto di Gesù. Ed il Signore ha stabilito un nuovo giorno. E non siamo, egli ci riprende in questa lettera di Ebrei, dice: non siate come quel popolo increduli, pensando che quella terra avesse dato il giusto riposo. Il riposo che Dio voleva era un altro. Il mio riposo è stata la presenza di Dio, fratelli cari, è onorare Dio, non in un giorno particolare, anche se disatteso in quel tempo. Il vero riposo noi lo troviamo, fratelli cari, quando continuamente, non in un giorno stabilito, in un'ora prestabilita, io cerco il Signore e cerco di avere comunione con Dio. Il mio riposo lo trovo solo in Dio, solo in Lui, quando io getto i miei pesi, le mie difficoltà, le mie afflizioni, le mie problematiche, le getto sul Signore. E quindi vivendo una vita di riposo, sapendo che tutto quello che ho portato al Signore in questa sera, e non lo riporterò indietro, l'ho riportato ai piedi di Gesù, l'ho rimasto lì, sapendo che Egli provvederà per me e per te. E io riposo, fratelli cari, ma il riposo è un riposo dell'anima, del cuore, della mente.
sono fiducioso e certo che ho portato i miei pesi al Signore e li ho rimasti lì, sapendo che Egli opererà. Allora il Signore in questo tempo, fratello, sorella, ti dice: entra nel mio riposo, entra nel mio riposo, perché il Signore ancora in questa sera ci sta dicendo: ancora oggi io ho stabilito un giorno, un tempo in cui voglio che il mio popolo entri nel mio riposo. Entri per riposare veramente, fratelli cari. E il riposo lo troviamo quando abbiamo comunione con Dio, quando cerchiamo il Signore con tutto il cuore, non come faceva questo popolo. E dice in questa parola che noi abbiamo letto in Ebrei, che Egli conosce il nostro cuore. Egli sa come siamo venuti nella sua casa in questa sera. Con quale sentimento, con quale cuore, con quale ardore, con quale passione, con quale gioia. Egli lo sa, perché non possiamo mentire al Signore, è scritto in questa parola. Ma in questa parola il Signore ti dice proprio perché sa che questa vita produce spine e triboli, affaticamento. Il Signore in questa sera ci ha detto: venite a me voi che siete attravagati e stanchi di ogni cosa. In quel tempo il popolo era stanco delle leggi, e quel popolo che era una legge d'amore l'aveva trasformato in una legge legalista, dove non potevano fare nulla. Però se dovevano sciogliere il bue del giorno di sabato per portarlo alla mangiatoia per mangiare e bere, questo sì, ma poi giudicavano il Signore che nel giorno di sabato guariva le persone. Allora pensate un po', il popolo come viveva sotto la schiavitù di questa classe sacerdotale di scribi, di farisei, che avevano fatto di quella legge dell'amore di Dio una legge legalista che legava il popolo, e quando arrivava il sabato per loro era un problema incredibile. Ecco perché il Signore disse a quelle folle: venite a me voi che siete travagliati e stanchi. E le stesse parole, fratelli cari, il Signore dice a noi in questa sera: entra nel mio riposo, perché solo in Cristo noi possiamo trovare il giusto riposo di cui abbiamo bisogno, solo nel Signore, fratelli cari. E non è relegato come in quel tempo ad una terra promessa, ad un passaggio, no. Dice oggi, se si dice la parola in questa sera: se udite la mia voce, non indurite il vostro cuore, come fece quel popolo in quel deserto. Increduli, non entrarono nel vero riposo che il Signore voleva dare al popolo. Ma Dio in questa sera vuole darci il vero riposo, a me, a te, a quanti ci ascolteranno da casa. Se stai vivendo momenti difficili, di afflizione, di travaglio, per qualsiasi difficoltà tu stai vivendo, riposati in Dio. Prendi i tuoi pesi, prendi le tue afflizioni, le tue difficoltà, le tue problematiche e rispondi all'invito di Dio in questa sera. Come il Signore disse a quelle folle: venite a me, andiamo da Gesù e poniamo i nostri pesi davanti ai suoi piedi e dire: Signore, io ho posto ogni cosa ai tuoi piedi e riposerò in pace. Sono tranquillo, sereno, che tu opererai per me, che tu farai grandi cose, che tu mi libererai da questa afflizione che sto vivendo, da questa difficoltà. Riposa, popolo del Signore, perché il Signore ha istituito ancora oggi un nuovo giorno. Quindi non ti affliggere, fratelli cari. Viviamo in comunione col Signore, ricerchiamo il Signore continuamente, non in giorni sporadici o in delle ore particolari, ma getta continuamente i tuoi pesi su di Dio ogni giorno e noi ne entreremo in quel riposo. Allora sì che gli altri vedranno e dire: ma com'è possibile? Tu vivi gli stessi problemi miei, le stesse difficoltà economiche o altre. Ma io ti vedo sempre sereno, sempre gioioso, sempre allegro, senza mai che tu abbia un pensiero. Ma come mai tu non hai problemi? Certo, io li ho i problemi, forse più dei tuoi. Ho imparato a riposare in Dio, ho imparato a portare tutti i miei problemi, le mie difficoltà ai piedi di Gesù. Tanto, fratelli cari, che io mi affatico, che io vado di qua, vado di là, corro sotto, corro sopra, fratelli cari. Io i miei problemi non riesco a risolverli, ma li porto a colui che mi ha detto: le poni i tuoi piedi, ai miei piedi, i tuoi problemi, le tue difficoltà, e riposa in me. Amen. Giovanni capì rispetto ad altri, fratelli cari, che parlavano continuamente, capì
Il vero riposo è quello di poggiarsi sul petto di Gesù e lì riposare tranquillo. E noi vogliamo riposare su quel petto, fratelli cari, dormire serenamente, tranquillamente, sapendo che il nostro Dio veglia per noi. Grazie. E che non ci ha lasciati, non ci ha abbandonati, e che ancora in questa sera ci sta invitando ad andare a Lui, perché vede la tua afflizione, vede le tue difficoltà, ma vede anche che tu non riesci a riposare perché stai cercando di risolvere le tue difficoltà con le tue capacità e non ci riesci. Ecco perché il Signore ti invita in questa sera, oggi, se odi la mia voce, non udire il tuo cuore. Venite a me, voi che siete travagliati e stanchi, io darò riposo alle vostre anime. E io voglio riposare insieme a voi sul petto di Gesù. Voglio tornare a casa mia, fratelli cari, e vi dico la verità, si è tolta anche la stanchezza fisica. Perché quando si ha la presenza di Dio, Dio non provvede solo il riposo dell'anima, provvede anche il riposo fisico, perché sa che noi ne abbiamo bisogno. Come è scritto nella sua parola, fratelli cari, cercate prima le cose di lassù ed ogni cosa vi sarà data in più. Ogni cosa di cui abbiamo bisogno, ma impariamo a riposare, a entrare in quel riposo che il Signore vuole donare a tutti noi. Riposa serenamente, tranquillamente, perché c'è un Dio che veglia, che opera ancora. Non si è fermato come qualcuno pensa. Il settimo giorno il Signore si è fermato di creare e non opera più. Gesù riprese quel concetto alla piscina di Betesda e disse: il Padre mio opera ancora, e quel giorno è un giorno eterno. E il Padre mio quel giorno non è mai finito di operare. Papà opera, io opero. E il popolo di Dio opera, perché quel giorno, fratelli cari, non è finito. C'è ancora tempo per entrare nel riposo di Dio, ma c'è ancora tempo oggi di vedere ancora il Signore all'opera. Ma se io e te non releghiamo la mia e la tua comunione con Dio in giorni, in ore particolari, ma vivere continuamente questo giorno che ha iniziato, che non finisce, non si esaurisce del fatto che sia sera e sia mattina, non è quello il giorno per noi. Questo è un giorno di un calendario. Noi siamo entrati nel giorno eterno di Dio, nel riposo eterno di Dio. Allora riposati, non affliggerti più, ma in questa sera il Signore ti sta invitando ancora a gettare i tuoi pesi ai suoi piedi e dire: vieni a me, riposati, figlio mio, figlia mia, perché io ancora in questa sera ho visto il tuo travaglio, ma sono venuto a darti questa parola per invitarti ancora a riporre la tua fiducia, la tua fede, le tue difficoltà su di me. Io posso darti il riposo di cui hai bisogno. Voglio invitare la corale a fare un canto, ma riflettiamo su questa parola. Oggi Dio ha stabilito un nuovo giorno, un nuovo tempo, non il tempo del fatto che gli israeliti entrarono nella terra promessa. No, non è quello, fratelli cari. Oggi, questa sera, a Mondragone, Dio ci ha rivolto ancora l'invito di riposare e di non agitarti più. Non agitarti più, perché se tu cerchi il Signore, comunione con Lui, Egli provvederà per te. Egli dice solo di riposare, ti provvederà. Lui opererà, Lui agirà, perché questa è la promessa di Dio che ancora in questa sera si è rinnovata verso tutti noi. Amen, alleluia. Facciamo un bel canto ora tutti insieme, ringraziamo il Signore e portiamo questa parola nel cuore, fratelli cari. Riposati nel Signore. Oggi dice la parola di Dio. Oggi se udite la sua voce non indurite i vostri cuori. Non vogliamo avere dei cuori induriti come quel popolo. Vogliamo avere un cuore molle, dove il Signore possa ancora interagire con tutti noi. Vogliamo ringraziare il Signore, fratelli cari, vogliamo lodare il Signore. Vogliamo, Signore, ancora in questa sera adorarti con tutto il cuore, perché questo è il tutto della nostra vita. È una gioia, Padre, poterlo fare. È una gioia stare alla tua presenza. È una gioia poter, Signore, esaltare il tuo nome. È una gioia, papà, sapere che noi siamo figli tuoi e che tu ti prendi cura delle nostre anime. È una gioia, papà. E noi vogliamo adorarti ancora con tutto il cuore.
e vogliamo entrare in quel riposo che tu ancora vuoi donarci questa sera. Esprimerti,
io sono mansueto ed umile di cuore e voi troverete riposo per le vostre anime, perché il mio gioco è dolce, il mio peso è leggero. Il gioco di Cristo è un gioco meraviglioso, non è più quell'attrezzo di legno che veniva messo sul dorso dei buoi per tirare l'arario ed era faticosa, era di grande sofferenza. Quel gioco del peccato che schiacciava le nostre vite, della legge che schiacciava le nostre vite, lo ha portato Gesù. Lui ha portato questo gioco pesante, caricarsi dei nostri peccati, ed Egli ci ha dato a noi un gioco molto leggero. Grazie. Il gioco di Cristo è leggero, è meraviglioso da portare. È meraviglioso il gioco di Cristo. Essere sotto al gioco di Cristo è meraviglioso. È un gioco benedetto, meraviglioso. Grazie papà, grazie papà. Vogliamo ancora avere qualche momento di adorazione. Grazie perché tu ci hai liberato dal gioco della schiavitù e ci hai portato nel tuo riposo, Signore. Noi adesso riposiamo e sappiamo che cosa veramente significa riposare nel cuore, nell'anima. Grazie papà, grazie perché hai fatto tutto tu, Signore, questa sera, questo tempo. E noi vogliamo adorarti ancora perché siamo venuti nella tua casa, Signore, non con costrizione o con tristezza, ma siamo venuti, Signore, con desiderio forte di avere comunione con te, di stare con te, di ricevere la tua parola, le tue benedizioni, lasciarci guidare dal tuo spirito meraviglioso. E vogliamo ancora adorarti, Signore. E ti ringraziamo per questo tempo con tutto il cuore. Grazie, papà. Se tutto ciò che ho riposo in te, sento il bisogno del tuo abbraccio e del tuo amore, la mia forza trovo in te, uno scudo sei per me, mi rifugio sotto le ali tue, Signore. Tu sei fedele e nulla mai mi mancherà. Quando ho bisogno tu provvedi, oh Signore, la mia forza trovo in te, uno scudo sei per me, mi rifugio sotto le ali tue, Signore, la mia forza trovo in te, uno scudo sei per me, mi rifugio di nuovo sotto le ali tue, Signore, la mia forza, Signore, la mia forza trovo in te, uno scudo sei per me, mi rifugio sotto le ali tue, Signore. Se tutto ciò, alleluia, se tutto ciò di riposo in te, se tu hai bisogno del tuo abbraccio e del tuo amore, la mia forza trovo in te, uno scudo sei per me, mi rifugio sotto le ali tue, Signore.
Signore, ancora oggi, Padre, tu ci offri il tuo riposo, Signore. In Cristo, fratelli, non c'è più alcuna distinzione tra tempo sacro e tempo profano. Noi siamo chiamati tutti insieme a vivere nel segno del sabato 7 giorni su 7. Non c'è più distinzione. E noi vogliamo ringraziarti, papà, con tutto il cuore. Vogliamo ringraziarti, Padre, veramente per come la tua presenza, Signore, non manca mai e per come ancora la tua parola ha parlato al nostro cuore. Ora so che c'è un compleanno, bisogna fare anche una preghiera per Noemi, quindi chi compie gli anni venga avanti, pregheremo. Allora, per il compleanno, per la bambina. Allora, vogliamo stendere la mano come chiesa, vogliamo pregare insieme, fratelli cari. Caro Padre, voglio pregarti, Signore, per questa mia sorella, Signore, per gli anni che tu gli hai dato, e ti ringraziamo per quello che tu gli hai dato in questi anni, ma vogliamo pregarti anche per gli anni che gli darai ancora per quest'anno che gli hai posto davanti, sapendo, Padre, che tu la benedirai ancora di più di quello che ha ricevuto fino a questo tempo, perché lei ha riposto, Signore, la sua fiducia in te. Benedicila di ogni benedizione in Cristo Gesù, benedetto in eterno. Anche vogliamo continuare a pregarti per la piccola Noemi, Signore. Vogliamo pregarti per lei, Signore. Padre, vogliamo pregarti per questa piccola fanciulla, Signore. Tu ci hai insegnato, Signore, la tua parola e lasciare che i piccoli fanciulli vengano a te, Signore. Noi ti presentiamo la piccola Noemi nelle tue mani. Vogliamo pregarti per la sua giovane vita, Signore, che tu la benedica, che tu la guidi e che tu, Signore, di lei, Signore, fin da piccola ne faccia uno strumento nelle tue mani e che la tua parola, Signore, scenda nel suo cuore, come scritto, Signore, che quando si faranno grandi, Signore, non si dimenticheranno, ma faranno leva su questa parola per portare beneficio e ricordarsi di te, del loro Dio meraviglioso che si è preso cura della sua vita. Benedicila di ogni bene e noi la affidiamo a te nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Allora, facciamo un forte applauso al compleanno per la piccola Noemi. E vogliamo fare l'ultima preghiera, poi ci congediamo, ma come abbiamo ascoltato, fratelli cari, dal Signore non ci congediamo. 7 giorni su 7, non più distingua tra tempo sacro e profano. Questo è il tempo di Dio e questo no, fratelli cari. La nostra vita è in Cristo ed Egli vuole che noi riposiamo in Lui. Caro Padre, cosa dirti, Signore? Cosa dirti veramente? A volte non ci sono parole, papà, per dirti grazie, per esprimere tutta la gratitudine che c'è nel nostro cuore, perché veramente tu per noi fai cose grandi, meravigliose, Signore, ti prende cura delle nostre vite continuamente, in ogni attimo della nostra vita, anche quando noi non lo pensiamo, non lo immaginiamo, tu sei lì a guardare i nostri passi, a guardare il nostro entrare, uscire, a preservarci dal male, dal maligno, a provvedere per noi, a provvedere per le nostre case, per le nostre famiglie. Tu sei un Dio meraviglioso, papà, e noi ti amiamo con tutto il nostro cuore, ringraziandoti anche per questa serata, Signore, per la tua parola, per i canti, la lode, per ogni mio fratello, per ogni mia sorella qui presente, ma anche per quanti, Signore Dio, si sono collegati attraverso il web. Sia la tua benedizione a raggiungerli adesso nel nome